Il personale non indossava la mascherina durante i servizi al tavolo, l'ingresso ai clienti era consentito anche senza il dispositivo di protezione. Sono 5 i locali pubblici di Padova, 4 gestiti da cittadini cinesi, uno da un cittadino del Bangladesh, chiusi per 5 giorni dagli agenti della Polizia Municipale per aver violato ripetutamente le norme anti-Covid, dove gli alimenti erano preparati senza mascherina e a molti clienti veniva permesso di giocare alle macchinette senza. Andiamo a verificare e dopo, quando viene fatto il secondo passaggio e al secondo passaggio la situazione permane, evidentemente l'unica cosa che rimane è quella di sanzionare. Così è stato fatto, sono stati sanzionati 5 esercizi commerciali e speriamo, cioè, sinceramente non è bello per l'amministrazione comunale, per me in primis, quello di dover sanzionare. La cosa migliore sarebbe sempre che tutti quanti rispettino le regole e se ci sono, ripeto, vanno rispettate. Però è chiaro che quando non succede questo bisogna intervenire e faremo sempre così. L'ordinanza della Regione Veneto non lascia spazio a interpretazioni e a muovere gli agenti tra domenica e martedì sono stati 4 precisi esposti di cittadini che denunciavano violazioni ripetute nei locali, tutti fuori dal centro storico e dalle piazze. Ringrazio chi fa gli esposti. 4 segnalazioni sono arrivate esattamente dove si doveva arrivare e quindi ribadisco, erano delle attività che nel tempo continuavano a violare le regole. Al proprietario di ogni locale è stata anche staccata una multa da 400 euro. I bar si trovano in via Valeri, in via Madonna della Salute, in via Aspetti, in via Giotto e in via Vigonovese.